L'Ecomuseo dei Lazzaretti Veneziani è dedicato al territorio e alla comunità di Venezia, la città, la laguna e le sue isole. La sua base è il Lazzaretto Nuovo, l'unica isola dell'arcipelago rinata dall'abbandono con un progetto non profit. È un progetto di cura e valorizzazione, innovazione e partecipazione promosso dalle associazioni Ecos Club e Archeo Club di Venezia, assieme alle istituzioni e a decine di realtà locali, nazionali e internazionali. Le isole del Lazzaretto Vecchio e del Lazzaretto Nuovo sono i primi due lazzaretti della storia, con cui 6 secoli fa è stata messa a sistema la quarantena. Soglia di Venezia, luogo di migrazioni e interscambio globale, network diplomatico e di informazione. Il Sentiero delle Barene racconta lo straordinario paesaggio lagunare a rischio di scomparsa, le sfide contemporanee e l'equilibrio fra uomo e ambiente al tempo dei cambiamenti climatici. La Biblioteca delle Isole e il Laguna Living Lab stimolano didattica, ricerca e citizen science da un simbolico punto d'osservazione e buona pratica. Nel 1977 era una giungla preda di vandalismi. Dal 2022 l'Ecomuseo dei Lazzaretti Veneziani fa parte del 20% dei beni ambientali e culturali più frequentati d'Italia, coinvolgendo sul campo e in digitale migliaia di persone di tutto il mondo.